è un'incredibile condizione collettiva questa, in cui realmente forse possiamo dire in questo momento possiamo sentirci realmente parte di una comunità e dobbiamo essere comunità, no? Ma non perché è un principio etico, ma perché è una condizione oggettiva. Quindi sentirci solidali, sentirci presenti, comunicare, no? Sentirci parte di una comunità è veramente estremamente importante. Possiamo reagire riconoscendo le basi sicure della nostra esistenza, che non sono tantissime. No? Stiamo sperimentando l'eliminazione del superfluo e ci viene chiesto di vivere l'essenziale, la salute, no? I bisogni, no? e la protezione. C'è uno spazio di dinamicità, no? Ci può essere lo spazio del recupero, no? Delle reazioni, ci può essere lo spazio del recupero di una dimensione culturale, di un'introspezione, di un modo di osservarsi e di osservare quello che sta avvenendo, sospendendo anche un po' il giudizio, mettendosi in un'ottica, no, un po' più pacata. Credo che questa crisi ci spinga alla sintesi, all'essenzialità, non solo nella vita, ma anche in senso psicologico. E quindi credo che nel dramma, no, sia un'esperienza che potrebbe, ecco, io non credo che necessariamente un problema diventi un'opportunità positiva, però sta a noi, no, prendere tutto quello che ci capita e farne l'uso migliore che possiamo.